percorso può cominciare idealmente dai tarocchi cosiddetti di Castellorsino di Alessandro Sforza, che sono, per capire l'importanza, 15 opere d'arte fatte a mano, una per una in foglia d'oro a tempera, ai primi del 400, quindi siamo alle origini dei trionfi. In tutto il mondo ce n'è 93 pezzi e 15 sono a Catania, quindi molti siciliani non li conoscono, ma è importante che si possa sapere questa importanza. Il percorso poi ci porta a scoprire i segni portoghesi. Oggi in Europa solo il tarocco siciliano ha ancora una veste simile a questa forma, che ci ricorda le carte spagnole del nostro mazzo siciliano, ma con una disposizione diversa di bastoni, coppe incrociate, eccetera. Nella storia a un certo punto il gioco dalle corti passa al popolo, quindi viene stampato da matrici in legno più povere, diciamo così, e colorate. La bellezza è che anche all'epoca, dove c'era un lavoro di precisione, di dettaglio, erano le donne a fare questo lavoro. I documenti ci raccontano che queste colorazioni erano date a dito dalle donne, che a parte avere le dita più piccole erano più precise, e rapidamente producevano, diciamo, i tarocchi appunto colorati. Oggi la veste finale che trovate nel mazzo, che ancora viene venduto e utilizzato per il gioco, è più simile a questa. Qua già siamo alla seconda metà dell'Ottocento e le immagini sono quasi identiche a quelle che oggi troveremo nel mazzo ancora in vendita. La particolarità è che per esempio abbiamo una quarta figura nei mazzi di tarocchi rispetto al mazzo delle siciliane, quindi la regina che si inserisce tra cavallo e re, e altre tante curiosità che potrete scoprire qui alla mostra. Nell'altra sala, se volete, possiamo vedere invece il racconto delle carte da gioco invece siciliane. Quindi a partire da questo pannello c'è un percorso che ci porta in pratica a vedere fin dalle prime che sono state scoperte com'era il mazzo di carte siciliane ancora alla fine del XVIII secolo, e sempre con metodi di produzione manuali praticamente, colorazioni manuali. Tante curiosità poi su elementi che via via sono stati aggiunti. Le più curiose poi le troviamo degli elementi già più simili a quelli che troviamo nelle carte moderne. In queste carte avete tutti presenti che nelle carte siciliane ci sono dei strani disegnini neri di alcune figure. In questo mazzo prodotto da Cireale nell'Ottocento ce n'era uno per ogni figura, avevano ruoli ancora da studiare in parte. Un altro aspetto bellissimo è quello della produzione in Sicilia di carte da gioco. Concetta Campione è l'ultimo produttore che a Catania, nella zona degli Archi della Marina, ha prodotto il tarocco siciliano fino agli anni 70, poi dal 70 in poi cominciò appunto praticamente Modiano. Qui troviamo la prima versione di un mazzo bellissimo che è il racconto di quello che oggi vuol dire conservare il tarocco, a parte le attività dell'associazione, quindi partecipazione al Tocati di Verona, che è l'evento, diciamo, europeo dei giochi in strada, quindi l'importanza anche di riportare il gioco dei bambini e dei ragazzi in strada. Un documentario fatto proprio qui al Circolo ICE e a Mineo per raccontare questa storia, un romanzo giallo di Gianmauro Costa dove tutta la storia si dipana grazie alla conoscenza dei tarocchi, e l'opera di Lerio Bonaccorso, un importante illustratore messinese che ha ridisegnato da zero tutti gli elementi. Amici di Onda TV e Bella Sicilia, iniziamo il viaggio all'interno della 11ª edizione di Intevanieri Turturici Arte, e quest'anno un inizio particolare perché ci troviamo dentro a una mostra di una tradizione che ci appartiene, è la tradizione del gioco del trunfo, il tarocco siciliano. E siamo stati molto lieti di ospitare questa mostra. È stata fatta in collaborazione con l'associazione Michael Dummet. Qui abbiamo Salvatore Bonaccorsi che ha curato questa mostra, che invito tutti a venire perché sarà con noi per una settimana. Salve a tutti. Buonasera, ci parli di questa mostra? Allora, questa mostra nasce un po' di tempo fa, nel 2019, dall'unione del lavoro nostro dell'associazione Michael Dummet di Catania e dall'associazione londinese che raccoglie tutti i principali collezionisti del mondo di carte da gioco. Lo spirito è quello di conservare un trunfo. Il trunfo è l'unico gioco di carte iscritto nel registro delle eredità immateriali della Sicilia, cioè la regione Sicilia ha riconosciuto a Tortorici l'importanza di questo gioco e la necessità che sia conservato
conservato per le nuove generazioni. Noi con questa mostra abbiamo raccolto da tutto il mondo le carte di tarocchi che sono conosciute, quindi tutta la storia, e affermiamo sostanzialmente l'importanza di questo gioco e la diversità del concetto di tarocchi conosciuti solo per la divinazione. E la realtà storica vuole che invece erano originariamente un gioco di carte, uno dei più belli giochi di carte, da cui poi sono nati la briscola, il 3-7 e tutti gli altri, il bridge oggi, eccetera. Quindi scorrendo il percorso della mostra scoprirete sostanzialmente un percorso completo che vi racconta come sono arrivate le carte da gioco in Sicilia già a fine del 300, come sono nati i trionfi, quindi queste carte dove il concetto di briscola è il seme che vince sugli altri, e quindi è uno sviluppo sia artistico dell'iconografia, uno sviluppo delle idee dell'uomo sul gioco che sono veicolate ancora a Tortorici da tantissime persone. E poi noi viaggiamo un po' per tutta la Sicilia, è un link con il resto della Sicilia, perché questo gioco oggi è giocato solo in 4 paesi, di cui 2 nel Messinese, Tortorici e Barcellona Pozzo di Gotto, uno nel Catanese, Mineo, e Catania dove siamo noi, e un altro invece a Calatrava Segesta nel Trapanese. Quindi è una scoperta veramente che a Catania ha avuto molto successo, perché la mostra è stata visitata da quasi 17.000 persone, ma lì c'erano gli originali, quindi le vere carte che arrivano da tutto il mondo. Però questo tesoro arriva a Tortorici per il piacere proprio di portare il trunfo dove ha, diciamo, la sua massima espressione in questo momento, perché qui giocano veramente ancora tutti ed è bellissimo essere tra loro a portare questo messaggio.